Pronti a interagire con noi? Eccoci qua, buon pomeriggio a tutti belli di Bella, finalmente ci siamo, oggi mi siete mancati tantissimo. C'è stata Milena, scusatemi, che vi ha dato il buon pomeriggio e adesso sono arrivata, ma quanto mi siete mancati, sono arrivata. Sotto il cielo rosso-azzurro siamo pronti per iniziare questa nuova puntata, oggi venerdì 9 gennaio e oggi c'è una bella sorpresa tra l'altro, io vado a dare subito il benvenuto a loro come sempre, Piero Borzi e Ferdinando Toro, buon pomeriggio, buonasera, buon tutto. Buon pomeriggio Mary, buon pomeriggio Piero e buon pomeriggio a tutti quelli che ci ascoltano e ci seguono. Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori, a tutto il pubblico di Bella Radio e a tutto il mondo rosso-azzurro. Ecco, parliamo piano che mi subentrate dentro la cuffiola. Allora, so che oggi abbiamo anche un collegamento tramite Skype, quindi insomma ci sarà tanto di cui chiacchierare. Abbiamo degli ospiti che direttamente da Malta arriveranno a Catania e da Catania noi andremo a insomma c'è una bella storia dietro. Sì. Davvero una bella cosa. Intanto vogliamo iniziare immediatamente con quelli che è la classifica, i prossimi turni, oppure volete iniziare a chiacchierare voi aspettando che i ragazzi siano pronti? Non lo so, fai tu Mary, per me è uguale. Io anzi ti volevo ricordare a tutti magari di ricordare i numeri. Certo. I numeri telefonici. Potete mandare dei messaggi, potete. Se vuoi inizio subito a fare tutto quello che serve. Che ridi? Fai tu in autonomia. Sono simpatica, quando arrivo io arriva il terremoto. Allora, noi vi aspettiamo come sempre al 388 8292 885. L'Etna è in eruzione come il Catania. Esatto. Siamo una squadra eruttiva. È sempre così. Quando esplodiamo. Siamo belli carichi, quindi insomma aspettiamo i messaggini, ragazzi, scriveteci come sempre che daremo voce a quelli che sono appunto i vostri pensieri e non solo. Detto questo, se i ragazzi sono pronti, vedo che stanno sistemando delle cosine, quindi faremo questo dopo. Volete iniziare a chiacchierare? Sì, voglio dire, ormai è sotto gli occhi di tutti, si aspetta quest'altra partita che domenica sarà fondamentale dopo il pareggio con il Foggia fuori casa. Si aspetta la partita casalinga con la Cavese, sarà un test importante perché adesso abbiamo bisogno di conferme, questo lo sappiamo noi, lo sa anche mister Toscano, sarà una partita importante, penso, è un crocevia importante questo, Piero. Ma guarda, la Cavese negli ultimi anni è stata, diciamo, la nostra bestia nera. Se ti ricordi lo scorso anno eravamo in vantaggio, poi Fella che ha 2 anni che ci fa il golletto, poi Sturaro ha sbagliato quel gol clamoroso. Comunque sembra una partita da prendere con le pinze, come tutte le partite del girone di ritorno, da non sottovalutare. Loro avranno delle assenze pesanti, però noi dobbiamo dare il meglio perché ci dobbiamo riscattare dalla partita di Foggia che purtroppo ha portato a casa solo un punto quando potevano essere anche di più. Ma ogni partita, ripeto a dire, ha la sua, poi speriamo che Toscano la sappia leggere, metta in campo la formazione più adatta per questo incontro e con la speranza di portare a casa i 3 punti e poi domenica per domenica vedere quello che è. Piero, ti volevo fare una domanda, no? Dopo comunque questo girone di andata, no? Abbiamo raccolto quello che potevamo raccogliere, ma in sensi di sensazioni di questa partita, tu in prospettiva di questo girone di ritorno, no? Già il Catania è iniziato, secondo te è iniziato col piede giusto o col piede sbagliato? Domanda secca, Ma guarda, secca e veloce che è un collegamento rapido. Sì, secondo me potevamo iniziare con una maniera molto più veloce con i 3 punti, però il punto muove classifica, adesso passiamo la palla. Però diciamo sempre in linea con quello che è stato il girone di andata. Il trend di andata che non è stato abbastanza positivo come quello casalingo. Voglio dire a Sebastiano Toro di non telefonare al numero di Francesco, grazie. Allora, grazie, perché mi impalli la diretta, Sebastiano Toro! Lo
salutiamo per favore a Sebastiano Toro, gli mandiamo un bacio. Buonasera, perché purtroppo impegnato fu il telefono. Ragazzi, abbiamo un collegamento oggi, adesso torno seria perché è una cosa molto bella, un collegamento direttamente da Malta. Io vado a fare questo collegamento tramite Skype, vediamo, eccoli qua. Buonasera ragazzi. Buonasera a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Buonasera, diamo il benvenuto al Club Catania di Malta. Li vediamo belli tutti lì in tenuta rossa-azzurra con tutto il corredo dietro di sciarpe e bandierine. Scusatemi se mi intrometto, quanti siete ragazzi? E presentatevi soprattutto ad uno, che è una cosa bellissima, poi mi date un portavoce. In questo momento siamo soltanto in 7 perché ci sono stati ragazzi che giustamente per il discorso lavorativo non sono potuti essere presenti, ecco. Giusto, e direi che ci sta. Voi siete in 7, di solito presentatevi, date voce a quelle che sono i vostri corpi, così vi riconosciamo. Facciamo parlare prima il presidente. Buonasera. Buonasera, Io sono presidente. Riccardo Caruso. Buonasera. Presidente, siamo tutti presidenti, tutti vice, tutti collaboratori di questo club, fantastico club. Soprattutto tutti catanesi, tutti uniti sotto la stessa bandiera. Sì. Ragazzi, allora, presidente, cioè, è bello comunque avere anche un club a Malta dove vi riunite tutti per il nostro Catania. Sì, cioè, bellissimo. Questo club nasce da amici di vecchia data, anche a Catania stesso, quando giocavamo a calcio eravamo piccoli, figurati. Molto bello questa cosa. Una cosa bella. Io invece vi volevo fare una domanda, perché so che comunque a Malta ci sono molti maltesi, no, che spesso si spostano qui nelle parti di Catania o comunque nella Sicilia in genere. Avete iscritti che comunque sono di nazionalità, cioè maltese, o siete solo esclusivamente catanesi? No, siamo esclusivamente catanesi. Di tanto in tanto ci vengono ad ospitare ragazzi di Malta, come anche il presidente del sindaco e il vice sindaco del nostro paese, dove abbiamo il club. No, perché so che comunque lo sappiamo, io lo so perché sono catanese. Catania è una malattia contagiosa. La passione per il Catania è contagiosa. Ragazzi, io vi volevo fare una domanda. Voi quest'anno che sensazione avete? Quella che abbiamo avuto ogni anno. Andiamo in B! Quella è la sensativa, la positiva, che andiamo in Serie B. Però voi, a prescindere dal sogno, diciamo Serie B, perché è un sogno per tutti, voi la domenica come la gustate la partita? Se a volte siete anche voi critici per come gioca la squadra e qualche punticino che ha lasciato fuori casa? Sì, insomma, la viviamo come tutti i tifosi catanesi, anche con la critica a volte, perché lasciando dei punti indietro, soprattutto fuori casa, ci potrebbe penalizzare alla fine. Sappiamo che fuori casa abbiamo perso minimo fai 6 e 7 punti, però nella gioia e nel dolore siamo tifosi, non ci possiamo fare niente. Certo, questi 7 punti che dici tu sarebbero stato oggi veramente un bottino importante. Però dico, bisogna essere fiduciosi, alla fine ancora il campionato è lungo. Io mi auguro che appunto possiamo quest'anno gioire sia noi che voi lì da Malta, anche seduti sul divano. Mi auguro che si possa appunto tutti quanti esultare per questa sperata vittoria. Dal vostro punto di vista, la squadra che vi ha impressionato di più in questo girone e secondo voi fino all'ultimo con chi ce la giochiamo? Il Benevento, la devo dire tutta, da sportivo è più squadra, ma non che è più squadra del Catania, è più squadra a livello, credo, organizzativa, di gioco. È più squadra, a sintesi, più squadra, più compatta.
Ma credi che adesso con il mercato di riparazione arriverà qualche calciatore che farà al caso del Catania? Credo che la società non starà a guardare già l'arrivo di Bruzzeniti, si paventa del centrocampista Yamboua e di un difensore. Credo che la società si sta muovendo magari per ridurre questo handicap che abbiamo avuto nel girone di andata. E con il recupero di Cicerelli? Sì, il recupero di Cicerelli, speriamo. Se Miceli, il difensore, arriva, che poi credo che il difensore sì ci servirebbe, ma credo che più che ci serve un centravanti, credo che finalizza quello che ci serve finalizzare. Secondo te l'arrivo di Bruzzeniti, il capocannoniere del girone B, un elemento molto valido per la categoria? Non ci sarà più l'acquisto di Caturano, non il nuovo acquisto Caturano che deve rientrare. Sì, io credo, all'ultimo credo, credere a volte soffrire molto di più. Vedremo dalla prossima domenica, vediamo cosa. Il Catania è squadra, lo sappiamo, siamo tifosi per quello, non possiamo dire il contrario. Con i nuovi acquisti, i nuovi inserimenti, se saremo più squadra, si vedrà. Ma credo di sì. Noi ci crediamo fino alla fine. Crediamo essere più squadra del Benevento non è che ci vuole tanto. Presidente, invece ti voglio fare una domanda, no? Capire magari da dove nasce tutto questo e come vi siete appunto organizzati, perché comunque penso che non sia stato facile, no? Parte comunque sicuramente da una tua idea, poi tanti magari ci mettono, ognuno mette qualcosa del suo ed è bello appunto ritrovarsi, forse serve proprio anche a sentirsi più vicini a casa e forse anche più vicini allo sport, no? Questo è l'esempio di quando magari lontano da casa lo sport unisce ancora di più, no? Avete fatto fondamentalmente, anche se in piccole diciamo in piccole porzioni, avete ricreato un posto tutto vostro, no? Un punto di aggregazione fatto solo ed esclusivamente di catanesi. Com'è nato tutto questo, Presidente? Non è nato dal bar, è nato una famosa domenica. Da una famosa domenica, è nato da girare un bar e vederci la partita prima in 4, poi in 6, poi in 8, poi fino anche 30-40 siamo durante le partite, soprattutto quando ci sono stati i playoff, quando ci sono stati negli anni precedenti, la Coppa Italia, eccetera, eccetera. Però è stato tutto un contesto di ritrovarci, di tanto in tanto che andiamo anche allo stadio a Catania. Per noi quella è la nostra trasferta. Noi siamo un club libero, un piccolo club che la pensiamo un po' alla grande, sperando che il Catania cresce e fa crescere anche noi. Tutto qua. Questa cosa che hai detto è una cosa bella, no? Questa per noi è la nostra trasferta, no? Perché per noi che abitiamo qui è molto facile andare allo stadio, sei a 2 passi. Per voi le partite dentro casa diventano per voi una trasferta, e questo è a conferma della passione che si ha sia per il calcio, ma soprattutto per il calcio Catania. Certo. Io prima sentivo il ragazzo dietro per l'assenza di Cicerelli e l'altro ragazzo per Caturano, quindi secondo te Caturano sarà il nuovo acquisto di gennaio, la punta che ci è mancata fino adesso? Speriamo di sì. Sì. Perché ovviamente aspettavamo tanti gol da Caturano e arriveranno. Molta pazienza, molto lavoro da parte dei ragazzi, e arriveranno e ci daranno molta soddisfazione. Mi auguro che questa sia la cosa che poi appunto parte, diciamo, da un pensiero che è tuo, per carità. Io mi auguro anche che sia così, però bisogna che questo arrivi presto, perché abbiamo bisogno di avere una consapevolezza di forza che fino ad oggi forse ci è mancata. Mi auguro che possa arrivare, ma lo dico da sportivo, da tifoso e soprattutto da appassionato di quello che è il calcio in genere, perché a volte questa squadra pecca
di quella forza, non so se magari voi avete questa sensazione, di quella forza che ti convince che ogni domenica possiamo vincere la partita. A volte ho quella sensazione che mostra quasi sempre le proprie debolezze. Me la dice una cosa, voi a Malta avete un ex presidente che nel bene e nel male ha fatto anche lui la storia del Catania, che è Riccardo Gaucci. Quando ce lo porterete? Allora, ma lui non è socio di questo, di questo club? Ho già discusso a Mario con Riccardo, noi siamo amici da molto tempo, siamo stati amici anche qui, certe volte ci scambiamo qualche, diciamo, parola su WhatsApp. L'ho visto 3 mesi fa ad Assisi e mi diceva che qualche volta dovrebbe venire qui a Malta e ne possiamo parlare. Diciamo che dovevo farvi una sorpresa, ma momentaneamente è impossibile. Vabbè, gli impegni normali, istituzionali, giustamente adesso Gaucci è dirigente nel Perugia, quindi ma voglio, diciamo, tra parentesi dire una cosa su Riccardo Gaucci: è una grandissima persona, molto disponibile, e quando diciamo abbiamo parlato del Catania mi diceva che abbiamo un grande presidente. Eh sì, lo speriamo tutti, perché come sono stati loro, la famiglia Gaucci, che ci ha portato dopo tanti anni di limbo in Serie B, speriamo che il gruppo Pelligra, Rosso Pelligra, ci porti in quei palcoscenici che meritiamo, perché onestamente non meritiamo questi palcoscenici. Vero. E quindi... Io voglio fare una domanda, ma quando ci sono le partite vi riunite tutti quanti lì? Sì. Non ne manca nemmeno una. Tutte. A qualsiasi ora del giorno e in qualsiasi giorno della settimana. Pranzate tutti insieme. È il nostro Massimiliano. Bella ragazzi, bellissima. Beh, organizziamo una trasferta però tutti quanti qua poi e ci andiamo a mangiare la carne di cavallo. Non abbiamo capito. Ho detto dobbiamo organizzare una trasferta in cui voi venite qui e poi andiamo a mangiare la carne di cavallo tutti quanti insieme. Per forza. Sentiamo. E poi se magari volete venire voi. Grazie, io aspettavo questo. L'invito era fatto proprio perché dovevo arrivare là io. È reciproca la cosa. Era quello il punto dove dovevo arrivare. Magari verso non ti mangi la carne di cavallo, ma ti mangi i pasticci. Non ti preoccupare, noi mangiamo tutto, non ce ne creiamo. Anche se sai che ti posso dire che una volta a Malta ho mangiato la carne di cavallo, loro fanno una bistecca che la fanno però con un brodo particolare, stufato, esatto. E posso dire che non è male. Guarda, io mi auguro... Ma la nostra, dai. No, ma quella nostra sicuramente no. Io Mario, Riccardo, ragazzi, mi auguro che noi veniamo quando la temperatura è più calda, così festeggiamo la promozione Catania-Malta, Malta-Catania. No. La temperatura calda, noi ce l'abbiamo. Io qualche anno fa ho però ancora è il piumino, quindi. Noi abbiamo qua 19 gradi oggi. Qua noi invece stiamo volando, dobbiamo mettere le pietre dentro le tasche, altrimenti spicchiamo il volo. Va bene. Per noi venire a Catania è sempre una cosa importante, perché sfruttiamo, a parte vedere familiari, genitori, andare allo stadio per noi è importante. Allora preferisco venire noi da voi e poi in un futuro voi da noi, ma noi veniamo solamente per vacanza, è normale quello. Allora magari in estate a Malta le temperature non è male. Ecco. Magari durante l'inverno appunto venite voi, c'è il campionato, venite allo stadio in estate, se possiamo facciamo noi la trasferta e andiamo lì a mare, che so che ci sono delle coste fantastiche. Mario, io so che abbiamo impiattato. So che è un abitué di Malta anche il Falco, no? Lulù Oliveira.
Vai Mario. Va bene, Con noi Lulu- abbiamo i tempi Con pubblicitari. Lulu ci siamo scambiati gli auguri diciamo di buon anno anche con Riccardo Gaufucci. Ci siamo sentiti, ecco, fino a ieri, ti dico la verità. Fino a ieri ci siamo sentiti. Quindi speriamo che quest'anno, ripeto a dire, festeggiamo la promozione. Io vi saluto perché i tempi sono quelli che sono. Ragazzi, vi aspettiamo per un prossimo collegamento. Ragazzi, è stato un piacere, sempre Forza Catania. Grazie, gentilissimi. Ciao Mario, Ragazzi, alla ciao, prossima, Riccardo, in ciao bocca al a tutti, lupo. ciao. Buona serata a tutti. E speriamo che da quel divano potete esultare sempre. E come diciamo a Catania, che da voi è la vostra lingua madre, let's go Lior. Vai, fatemi un Forza Catania tutti in Let's coro. go Lior. Vai, vai. No, tre. Forza Catania! Insieme. La Piazza Catania! Vai. La nostra faccia è il numero. Non ti fi spagione molto va. Immaginavo punto che va. E ci facevi con la dignità. Grandi, ciao ragazzi, un bacione. Ciao. Un bacio. Ciao, ragazzi. Ciao. Belle queste cose, belle, raga. Io vi tolgo un attimo la parola di nuovo perché ci dobbiamo fermare in pausa pubblicitaria. Ritorniamo tra pochissimo sotto il cielo rosso-azzurro. Sotto il cielo rosso-azzurro 388-8292-885 per mettervi in contatto con noi, per inviarci un messaggino su WhatsApp. Ragazzi, vi aspettiamo e tra un pochino andremo anche a salutare tutti gli amici che abbiamo, che hanno inviato i messaggini, tutti coloro che insomma vogliono intervenire con un pensiero. Intanto tra un pochino parleremo anche dei prossimi turni, daremo un po' di informazioni. Sì. Questo lo faremo dopo. Comunque stavamo commentando così fuori onda con Piero che l'iniziativa di questo club Catania a Malta è una bella cosa. Bello. Per chi si trova fuori è una cosa bella veramente. Ma lo sai anche perché dobbiamo dare anche i meriti a questa società che da ricordare che noi 3 anni fa eravamo tutti quanti tristi, desolati perché il calcio era finito. Questa società piano piano sta costruendo un qualcosa con delle basi solide per portarci al calcio che conta. Magari noi giustamente tifosi ancora abbiamo in mente i 10 anni, 11 anni di Lega Pro, però dobbiamo capire che una società nuova piano piano sta costruendo con delle basi. Già il discorso di Tole De Grifo e tante cose, oggi siamo un'altra volta nel calcio che conta, è già... Ma purtroppo il tifo è una cosa contagiosa e chi meglio di lui può raccontarcelo. Abbiamo al telefono e diamo il bentornato a Ivan Cutrupi. Ivan, benvenuto e buonasera. Ciao ragazzi, buonasera e buon anno soprattutto. Grazie, buon anno anche a te, beh, noi gli auguri già ce li siamo scambiati. Io li volevo dare pure a tutti i tifosi del Catania, visto che sono in diretta, allora volevo fare gli auguri a tutti i tifosi del Catania. E a nome di tutti i tifosi del Catania noi li cambio io per tutti i tifosi del Catania. Ivan, ti volevo fare una domanda così secca. Intanto, come è andato quest'anno e come, se devi fare una classifica del tifo, che tu sappiamo benissimo che tu segui più che altro le tifoserie, al di là del fatto che comunque segui tutto il calcio in genere, perché sei veramente un intenditore di calcio, questo lo posso dire tranquillamente. Quest'anno le tifoserie che ti hanno stupito di più? Ma guarda, sicuramente devo dire che tra l'altro ecco, a breve uscirà un video sul canale YouTube nostro su Super Tifo proprio che parlerà di questo, dove siete menzionati chiaramente anche voi, perché Catania sta stupendo un po' tutti, perché tutte le domeniche in pratica ci avete abituato a fare coreografie. Poi in una categoria come la Serie C sicuramente non è che si vede spesso, c'è da dire che siete una piazza importante. La classifica diciamo in generale, posso dire i laziali che stanno stupendo l'Italia intera, sia in casa che in trasferta, una tifoseria molto amplia, una curva molto grande. Sinceramente i laziali per me a oggi stanno veramente, a livello di tifo, a livello di colore, a livello insomma di numero, stanno stupendo un po' tutti. Chiaramente poi
uno la categoria, sai, in Italia siamo abituati pure a essere figli del risultato, no? In base a come vanno le squadre, mentre loro stanno andando molto bene, però insomma stanno facendo un grande lavoro. Ma in Serie C, Girone C, così per andare un pochettino a stringere l'obiettivo. Per andare in Serie C, Girone C, per quanto riguarda la regina di questa classifica chi è? Ma guarda, posso dirti sinceramente che ve la giocate tranquillamente poi alla Salernitana un po' come in campionato, se devo essere sincero, perché comunque anche Salerno ha una curva strepitosa e i ragazzi fanno molto bene anche loro. Certo, c'è da dire, il Catania, ripeto, le coreografie, soprattutto mi è piaciuta tanto quella col furgoncino, col van che passa, è stata spettacolare. Quella veramente. È pura fantasia. Quella è stata, infatti noi l'abbiamo messa come video, come reel, perché merita assolutamente, e poi la cosa che dispiace, sai qual è fondamentalmente? Che anche a voi vi stanno negando troppe trasferte, quindi questa è una cosa, che non poter seguire la propria squadra del cuore, soprattutto in queste fasi, perché vi state giocando un campionato importante con delle squadre, insomma, come Benevento, che ho visto giocare l'altra sera col Crotone, come la Salernitana, e anche la Casertana devo mettere sinceramente, che è la grande sorpresa di questo girone. Esatto, che poi comunque appunto la coreografia che poco fa citavi tu era proprio, cioè, inneggiando questo, la libertà di poter viaggiare, anche se sappiamo benissimo che a volte sono successe cose un po' spiacevoli, ma la libertà di viaggiare sarebbe veramente... Sai che vediamo le eventualità, guarda, io sono abituato da tanti anni che frequento gli stadi, da cui voglio dire, una volta si partiva, non si sapeva quanti eravamo, forse la mattina lo scoprivano quando ci presentavamo nelle stazioni, cioè oggi hanno il controllo di tutti, addirittura oggi ti viene negata una trasferta come ci è stata negata a noi. Faccio un esempio, il Reggio Calabria per andare a Paternò, proprio perché ci poteva essere possibilità di incontrarci con altri tifoserie siciliani, tra cui la vostra. Ecco, ormai siamo arrivati veramente all'assurdo, cioè nessuno si prende responsabilità, insomma discorsi un po' strani che sinceramente dispiacciono, perché tutte le squadre comunque durante il campionato hanno un obiettivo che può essere la promozione, la salvezza, insomma i vari obiettivi, però non è nemmeno un padre di famiglia oggi libero di poter portare i propri figli allo stadio, cioè questa è una cosa veramente triste per un gioco che sarebbe il gioco del popolo, no? Quello sicuramente. Io volevo dire intanto una cosa, poi lascio la linea a Piero. Volevo dire di seguire su Instagram la pagina di Ivan Super Tifo. Perché? Perché comunque ti fa capire la dimensione, vedendo, perché lui gira tutti gli stadi, no? E fa vedere le coreografie e prende spezzoni, ti fa realmente capire come le diversità delle tifoserie. Appunto è piacevole vedere le coreografie che fa, le classifiche, tutti i video, perché veramente è un'apertura mentale bellissima. Non possiamo a volte viaggiare e girare tutti gli stadi, ma se seguite il profilo di Ivan Super Tifo è come se vi porta negli stadi di tutta Europa. Dico bene? Sì, no, a me sì, è una passione che ho da sempre. Ecco, abbiamo preso il marchio Super Tifo da circa un mese e mezzo, sono entusiasta al massimo, guarda, credimi, perché Super Tifo è un marchio che nasce nel 1985, quindi 40 anni. Era un giornaletto. Sicuramente essere stato selezionato dopo una bagarre, perché sono stati diversi mesi in ballo, per essere il frontman, no, di questo marchio storico, io sono veramente molto più che contento, ecco. Ho trovato degli stimoli importanti e chiaramente mi porteranno tanto impegno. A proposito di partite, io andrò a vedere domani Como Bologna, che è un'altra bella partita, un'altra bella tifoseria, che anche loro dal mio punto di vista sono figli del risultato, perché poi quando le cose vanno bene si catapultano tutti, no? Ivan, ciao, sono Piero. Ciao Piero. Ivan, io volevo entrare un pochettino più sul tecnico. Scusa, ciao grande Piero, scusa, ho detto solo Piero. Piero, grande. Perdonami. Allora, Ivan, io volevo entrare un pochettino più sul tecnico, no? Ora ci aspetta un girone di ritorno, come hai detto tu, con delle squadre che giustamente usciranno rinforzate da questo mercato, vedi Casertana, Benevento, anche se ho dei dubbi sulla Salernitana per la società, tanti nomi accostati, ancora nessuna trattativa, diciamo, andata in porto, oltre Cariero, Arena, poi si sta cercando qualcosina.
Tu che conosci molto molto bene Toscano per averlo avuto sia a Reggio come tecnico che ti ha portato in Serie C e come tuo concittadino, il girone di ritorno del Catania secondo te cosa ci aspetta e se Toscano anche nella sua idea di gioco potrebbe cambiare qualcosa? Guarda, io faccio un'analisi molto sintetica. Io dico oggi il Catania dopo 20 partite, se non sbaglio, avete la migliore difesa con soli 10 gol subiti. Sì. Vi aspettavate a inizio campionato di essere in testa, chiaramente di giocarvi perlomeno questo campionato e ci siete. Come voi, come abbiamo detto spesso, Benevento e Salernitana erano le squadre. A Salerno c'è una situazione particolare perché proprio ieri sera sono stati appesi degli striscioni fuori dallo stadio lamentandosi della società e degli acquisti che hanno fatto, perché come hai detto tu molti nomi stanno aspettando Massimo Cota che credo arriverà, perché lo stanno aspettando a braccia aperte dalla Sampdoria visto che ha preso Brunori. Comunque Ivan ti dico una cosa, mi viene da sorridere perché lasciando perdere la Salernitana io ti dico una cosa e ti faccio una domanda secca, una risposta secca e poi chiudiamo questa bella conversazione. Toscano ci porta in B? Io dico che il Catania salirà in Serie B. Te lo dico perché è una squadra forte, è un allenatore valido, ripeto, è un punto importante aver subito solo 10 gol in questa fase del campionato, cioè hai subito la media di 0,5 gol a partita, niente praticamente. Grande Ivan, io ti saluto, ti devo stoppare perché qua ci sono problemi di pubblicità, giustamente tu lo sai come funzionano i tempi radiofonici televisivi. Io ti voglio un gran bene, ci risentiamo in futuro magari parlando di un Catania che prende un pochettino di largo. Io volevo dire l'ultima cosa a tutti quelli che ci stanno ascoltando: seguite Supertifo perché veramente è una pagina bellissima da vedere. Mi auguro, Ivan, che andremo anche col cartaceo, ce la faremo? Ci sono, guarda, novità incredibili a partire proprio da domani, però non posso spoilerare niente. No, allora vorrei chiudere magari con chissà se tra qualche mese potremo festeggiare la regina in Serie C e il Catania. Io credo di sì, perché la regina te la porterà in Serie C un mio compaesano, Alfio Torisi ti porterà in Serie C e Mimmo Toscano mi porterà in Serie B. Devo dire una persona molto seria, 6 partite, 6 vittorie. Facciamo uno scambio di concittadini. Ciao, ti voglio bene, un bacio. Ciao Ivan, un abbraccio, ciao. Grazie sempre. Ciao. Ragazzi, vi blocco, siamo in super ritardissimo, ci fermiamo un istante e si ritorna tra poco con l'ultima parte di Sotto il cielo rosso-azzurro. Siamo ritornati in diretta, eccoci qua, ancora una buona serata sotto il cielo rosso-azzurro. Abbiamo una telefonata, iniziamo così. Sì, abbiamo una telefonata direttamente da Cava dei Tirreni e diamo il benvenuto a Sotto il cielo rosso-azzurro a Ferdinando Armenante. Ferdinando, buonasera. Buonasera a voi, un piacere. Buonasera. Siamo qui dallo studio, io sono Ferdinando Toro, accanto a me c'è Piero Borzì. E allora Ferdinando, mi sembra strano parlare con un altro Ferdinando così al telefono, però va bene. Ferdinando, dacci tu. Già dalla telefonata di questa mattina. Esatto, già da stamattina sembrava strano, no? E niente, volevo farti appunto questa domanda: che ritira lì a Cava dei Tirreni, sapendo che comunque dovrete affrontare questa trasferta importante in un campo dove alla fine tutti qui ci hanno lasciato le penne, se così si può dire, perché alla fine appunto andate in un campo dove finora il Catania ha sempre conquistato delle vittorie, soltanto un pareggio casalingo con il Sorrento e soprattutto con la formazione, che tipo di formazione sta preparando il mister? Beh, sicuramente la Cavese è consapevole del fatto che chi viene al maschilino difficilmente porta a casa dei punti, soprattutto non segna, visto che il Catania è l'unica squadra del panorama professionistico rimanendo nel raggio in Italia, della penisola, a non aver subito gol in casa, e sicuramente può essere, tra virgolette, uno degli obiettivi di questa partita, provare a rompere questo tabù
però sicuramente la Gavese, battute a parte, farà la sua partita come è sempre stata, soprattutto contro le big, dove magari ha performato di più rispetto alle uscite contro le dirette concorrenti nel girone d'andata. Questo è stato un po' il leitmotiv di queste prime 19 giornate. Invece l'inizio del girone di ritorno è stato promettente, con una bella vittoria contro il Sorrento per 1-0 con il gol di Ubaldi, che ha dato sicuramente fiducia, perché oltre a vincere era una vittoria che mancava da 2 mesi, e quindi sicuramente ci arriva con una fiducia importante, e soprattutto arriverà lì al Massimino senza l'assillo di dover fare il risultato, che può essere un bene rispetto ad un Catania che sicuramente dovrà cercare di portare a casa obbligatoriamente i 3 punti, visto anche quello che dice la giornata odierna con gli scontri tra Casertana e sul tabù del gol noi abbiamo negli ultimi 2 anni Fella ci ha purgato per 2 volte, quindi io starei gli occhi puntati su Fella. Quando peseranno le assenze in difesa di Cionek e a centrocampo di Aral Subà? Beh, peseranno, ma in generale pesano un po' tutte le assenze. Oltre a questi 2 mancheranno quasi sicuramente anche Munari e... Sorrentino è recuperato? Sorrentino sì, dovrebbe essere della partita, magari non dall'inizio, perché è stato uno squadro influenzale che qui anche è girato in maniera importante all'interno della rosa, però diciamo alla Gavese c'è un problema soprattutto sulla catena di sinistra, perché oltre a Cionek, appunto mancando di Arasuba, forse mancherà anche Macchi, che è ancora alle prese con un problema alla caviglia, lì dovrà fare di necessità virtù Prosperi. Di conseguenza mi aspetto magari anche qualche sorpresa, che può essere anche una difesa a 4, oppure, però sarebbe una novità assoluta, perché la Gavese ha sempre giocato anche in situazioni di emergenza con la difesa a 3, quindi diciamo sarebbe un piano B estremo vista la situazione. Perciò dicevo anche che non avrà l'assillo del risultato, e magari non avendo pressioni potrà anche dare vita a qualche esperimento. Basti pensare che in difesa il sostituto di Cionek era Piana, che è andato via oltre a essere il capitano, e teoricamente dovrebbe giocare Bolcano, che ha 0 minuti in campionato. E credo che a centrocampo andrà Evangelisti? Sulla fascia sinistra al posto di Terrasupa dovrebbe giocare Loreto, a meno che non rispolveri Pelamazzi, che dopo un inizio da titolare praticamente ha perso il posto dall'8ª giornata, non giocando praticamente mai più. Quindi diciamo mi aspetto qualche sorpresa dal punto di vista delle scelte. C'è un po' più di scelte in attacco, visto che Sorrentino rientra, Fella e Orlando stanno ritrovando la giusta condizione, ci sono anche Fusco e Ubaldi, quindi c'è tanto da scegliere. Bisogna vedere solo il mister quale sarà l'aspetto che deciderà di mandare in campo, oltre al fatto che in settimana è arrivato anche Elia Visconti, che è un centrocampista, ma che può fare anche l'esterno sinistro in mezzo al campo. Bene Ferdinando, io invece volevo farti un'altra domanda, perché purtroppo oggi siamo andati un po' lunghi con i tempi e dovevamo un pochettino stringere. Ti volevo fare una domanda invece, parlare e cambiare argomento, no? Poi magari la partita, se poi la commentiamo poi dopo la commentiamo insieme. Io so che tu scrivi anche per tutto Mercato Web. Sì, tuttosi.com. Sì, qualche notizia di calciomercato fresca ce l'hai? Ma che riguarda sempre il girone C, per andare, diciamo. Che riguarda il girone C c'è stata l'ufficialità della Tina, che ha ufficializzato Carillo dal Sorrento, ci sono le entrate del Giuliano, che ha preso Garebba dal Cittadella, e anche dovrebbe prendere anche Chester dal girone A. Diciamo però in generale notizie importanti delle ultime ore non ce ne sono, oltre quelle di giornata sulla Salernitana, che dovrebbe prendere Cupone e chiudere anche altri 2 acquisti, però in generale diciamo è un calciomercato che siamo ancora al 9 di novembre, è ancora molto molto lungo,
e può riservare tante sorprese. La Cavese stessa dovrebbe prendere un attaccante, si fa il nome di Perlingiri del Benevento che con il Crotone non ha trovato spazio, lo stesso Crotone ha risolto il contratto con Murano che ora sarà un giocatore del Potenza, e questo pure secondo me può essere uno dei colpi che possono fare anche rumore, però anche se Potenza dopo un avvio positivo un po' andato incalando si è ritrovato al centro classifica, e sicuramente un centravanti come Murano che ha voglia di rilancio può dare tanto nel girone di ritorno. E in generale però vi ripeto è ancora troppo presto, ma c'è tanto movimento. Secondo te, Ferdinando, scusami se ti interrompo, secondo te, proprio una domanda esplicita, Yambua Catania si farà o il Catania sta virando su un'altra tipologia di centrocampista? Diciamo che Yambua dovrebbe essere il numero uno, però ovviamente dipende anche se l'Avellino deciderà di lasciarlo e se troverà l'accordo con l'Atalanta per l'interruzione del prestito, ma in generale proprio per il discorso che siamo ancora all'inizio, è vero, il Catania magari ha più necessità e urgenza, così come è stato con Bruzzaniti, di dover trovare un sostituto di Cicera l'infortunato. Qui dovrebbe sostituire Aloi e anche comunque dovrebbe fare in fretta, quindi diciamo forse secondo me uscirà qualche altro nome che al momento io non so sinceramente, però mi aspetto che il direttore Pastore possa tirare fuori il coniglio dal cilindro e dare al Catania un calciatore in più, secondo me anche di esperienza lì in mezzo al campo, che possa dare ulteriore scelta e qualità per Toscano. Ferdinando, scusa, sulla pista Miceli con Rivero, perché si parla già da un po', anche prima dell'inizio del calcio. Si parla di un'offerta del Catania per Misto Miceli, che comunque è un calciatore di esperienza. Dietro al Catania secondo me serve un senso di esperienza, anche qui per il discorso anche legato agli infortuni, visto Ierardi che comunque a breve dovrebbe rientrare, Allegretto non al top della condizione, qualche problemino di troppo che c'è stato. Comunque Miceli è un ottimo difensore, e io vedo anche il Monopoli che però ha dato via già Viterizzi, che è andato nel girone B, e comunque è un di un altro elemento di questo tipo, secondo me è vista, quindi penso che ci penseranno più di una volta. Ovviamente però se arriva un'offerta da parte del Catania importante, credo che possa andare senza troppi problemi. Ferdinando, guarda, io a proposito del coniglio dal cilindro, tempo fa è circolata la voce di una possibile diciamo trattativa Catania-Juve Stabia per Leone. È fantacalcio o potrebbe essere qualcosa di concreto, e il nome che magari è stato accostato all'inizio poi è stato deviato, depistato, e adesso il Catania andrà forte per prendere il calciatore di qualità per proprio fare quel salto di categoria? Io credo che inizialmente possa essere fantacalcio, perché comunque Leone è un calciatore che a Castellammare gioca, è anche considerato, è giovane, però dovrebbe decidere di fare un passo indietro. Non che Catania sia un passo indietro, parlo semplicemente di categoria in questo momento rispetto alla Juve Stabia, e anche qui secondo me si parla di fantacalcio. Poi però ecco, al 9 di gennaio possiamo dire che questo non si verificherà, però magari al 25-26 se vede lo stesso Leone che il Catania ancora ha le sue attenzioni si presenta con un'offerta all'istante alla Juve Stabia, magari la Juve Stabia trova qualche occasione importante per sostituirlo, allora gli affari si fanno. Io dubito però che rispetto a quello che si diceva, cioè se mi devo sbilanciare è più facile che arrivi Diabua piuttosto che Leone in questo momento, viste anche le situazioni dei due calciatori. Ok Ferdinando, io da parte mia ti ringrazio, sei stato esaustivo e speriamo che domenica ci sarà una bella partita. Spero di vedermi una bella partita, anche sì. perché magari tu sarai al Massimino presente, no? Credo. Quindi magari ci vedremo al Massimino e scambiamo qualche opinione. Ciao Ferdi.
Ciao Ferdinando, grazie mille, magari speriamo appunto di vederci al Massimino, magari così commentiamo realmente possiamo commentare quello che poi sarà la partita in campo. Intanto io ti ringrazio, veramente sei stato più che esaustivo. Ci sentiamo presto, un abbraccio e buon proseguimento di serata. Ciao Ferdinando. Ciao, buon lavoro. Ciao. Eccomi, allora siamo veramente in ritardo, quindi molto velocemente andiamo a dare un po' quelle che sono le previsioni per questa partita. Sì. Qualche messaggio A voglia, c'è Giuseppe Bonafede che già mi ha dato il 2-0 del Catania da praticamente penso dalla settimana scorsa. Peppe, non lo so io quanto tempo è, infatti ho detto aspetta, ancora è presto. Dal primo tempo di Foggia Catania già lui mandava le previsioni, capito, per Catania Cavese 2-0, cioè è proprio così, è una cosa, c'è chi dice anche niente previsioni, c'è Fili che ci dà il 3-0, la Cavese si metterà a specchio, ne sono convinto, dice Peppe Anzalone. Sì, il gioco è quello, nel senso che giocano alla stessa formazione del Catania. Esatto, poi c'è anche stesso modulo. C'è Salvo che ci dà l'1-0. Diamo i prossimi turni, ragazzi, ditemi voi molto velocemente che ne dite, perché comunque siamo quasi pronti. Perché ci sono delle partite da attenzionare in particolar modo. Ok, quindi due in particolare. Le volete andiamo intanto a leggere il tutto in modo che così poi dopo riusciamo a commentarle in maniera, anche se oggi purtroppo dobbiamo andare molto velocemente. Allora, per quanto riguarda i prossimi turni abbiamo Audace Cerignola a Potenza, poi abbiamo Latina Trapani, Sorrento Foggia, Crotone Team Altamura, Casarano Atalanta, Catania Cavese, ovviamente, Monopoli Siracusa, Casertana Benevento, Salernitana Cosenza, Giuliano Picerno. Quali sono le partite? Il Benevento? Guarda, Casertana Benevento, che è un derby campano, ecco. E penso che Piero si riferisse a questo, e poi sicuramente la Salernitana Cosenza, che anche quello è un derby. Ti dico un'altra cosa, in questo turno noi andiamo a giocare per primi rispetto al Benevento, alla Casertana e appunto Salernitana e Cosenza, quindi non so poi se noi andiamo con un risultato positivo la pressione che metterà la Casertana col Benevento e la Salernitana col Cosenza, anche se io, lo sai, prevedo. Guarda, la Casertana è un'ottima squadra, sta andando a 1000, anche se il Benevento lo sappiamo tutti, però lo sai, le sorprese nel calcio è un derby, Piero, può finire in qualsiasi modo se poi la vediamo sotto l'ottica di derby. Perché il Cosenza anche quello viene possibilmente poi alle sorprese. Però secondo me c'è molta differenza tra Casertana e Benevento, invece Salernitana, Cosenza secondo me già sono squadre che se la giocano più alla pari, no? Però il Cosenza viene da una sconfitta casalinga col Monopoli, quindi credo che cercherà bisogno di riscatto, appunto. Però a Salerno, come sappiamo tutti, hanno queste tematiche di più attualmente legate al mercato, magari la società è stata forte, il presidente, da bocca del presidente, ha detto che ha confermato in toto Faggiano e Raffaele, ha detto giù le mani da Faggiano e Raffaele, quindi proseguirà con questo trend. Noi da spettatori esterni noi ci auguriamo che questa favola di Pinocchio, no? Viene quello, viene quell'altro. Piero, guardiamo dentro casa nostra, perché noi siamo sempre stati i primi critici di noi stessi e dunque non guardiamo a casa degli altri, noi pensiamo soltanto a mettere più piene in cascina e soprattutto iniziare a raccogliere più punti fuori casa, che è stato quello che fondamentalmente, se la guardi in questo girone di andata, un po' ci ha penalizzato, perché qualora avessimo fatto, che ne so, qualche punto in più, credimi, bastava una vittoria, che ne so, e 2 pareggi in più, avremmo fatto la differenza. Però ti dico una cosa, a volte la critica costruttiva, perché la critica ci sta, costruttiva, aiuta anche a crescere e a far capire degli errori magari che tu non vedi. Io credo che inizierà un girone di ritorno che sarà proprio tutto l'opposto di quello dell'andata, perché alla fine non so se si raccoglieranno gli stessi punti, dobbiamo fare qualche vittoria in più.
In casa il trend deve essere sempre quello. E io ti volevo fare una domanda. Domenica ci sarà molto probabilmente il rientro di Lunetta dalla squalifica e sappiamo tutti che Toscano non ne farà a meno. Forte è il nostro terminale offensivo. L'altra maglia se la giocheranno secondo me in 3: D'Ausilio, Jimenez, Bruzzeniti. Tu cosa vedi? Ma io guarda, la penso come te, ma io penso che lui inizierà. Allora tutto dipende da se riprende Allegretto, perché se rivediamo perché secondo me cambia, nel senso che se riprende Allegretto la linea difensiva rimane quella già della settimana scorsa, Di Gennaro, Pontocelli, Pieracini, giusto, Pieracini, Allegretto e Di Gennaro, e giustamente Donnarumma giocherà sempre esterno sul suo ruolo, perché qualora non dovesse essere così io penso che sposterà qualcuno dietro, uno fra Quaini e Donnarumma, e Lunetta potrebbe prendere il posto di Donnarumma. Notizie dell'infermeria danno quasi per sicuro il recupero di Allegretto, quindi credo che Allegretto agirà da centrodestra con Pieracini centrosinistra, Di Gennaro in centrale, Quaini e Di Tacchio la coppia ormai intoccabile, con Donnarumma che agirà sulla sinistra e Casasola sulla destra. E secondo me l'unico dubbio rimane. Allora perché partivo dalla difesa? Per capire, perché secondo me la chiave di lettura passa attraverso la presenza di Allegretto. Anzi, anche se credo che questa domenica vedremo in campo Bruzzeniti o dal primo minuto o in partita in corso, non te lo so dire. Però secondo me in partita in corso, Piero. Secondo me se devi andare a fare il risultato devi iniziare a strombattuto, perché le partite le devi chiudere e poi non devi stare con quella suspense fino all'ultimo, perché ripeto a dire, siamo memori che con la Cavese è la nostra bestia nera negli ultimi 2 anni, e soprattutto Fella ci ha puniti. Quindi io ripeto a dire, me la guardo tutta. Tutti ce la guarderemo tutta. Va bene ragazzi, allora io penso che sia arrivato il punto, il momento di chiudere, perché si è fatto veramente tardi. Io ringrazio tutti quelli che hanno scritto e magari ci scusiamo se non abbiamo letto messaggi. Le telefonate oggi hanno rubato molto tempo. Lo so, abbiamo avuto degli ospiti, era giusto onorare la loro presenza. Niente che dire, io saluto tutti quelli che ci hanno ascoltato, che ci hanno seguito e che se hanno scritto purtroppo noi ci scusiamo, e magari ci rifaremo lunedì. I messaggi appunto li rileggeremo lunedì. Grazie. Che dire, buon proseguimento di serata, forza Catania, e domenica tutti allo stadio. Io rinnovo i saluti a tutti i radioascoltatori, telespettatori, e ripeto a dire sempre forza Catania, e mi raccomando, stiamo sempre con la fiducia addosso. Sempre. Grazie ragazzi, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento a lunedì. Grazie a tutti, una buona serata, forza Catania, ciao!